Andrea Marongio, mister del Carbonia, siamo alla terza giornata di campionato, un esordio vincente, ci eravamo lasciati con la prima intervista alla vigilia proprio del campionato, una bellissima vittoria sulla Nuorese, un pareggio fuori casa e adesso nuova trasferta non facile ad Ossi. Sì, ottimo inizio con la Nuorese, vittoria. Buono anche con il Ghilarza, abbiamo sbagliato sullo 0-0 diversi gol per passare in vantaggio e non siamo stati bravi, poi abbiamo subito il gol nella prima azione del Ghilarza. Abbiamo continuato a cercare il pareggio e la vittoria, non ci siamo riusciti, però la prestazione dei ragazzi era comunque buona, quello che ci è mancato è stato le occasioni e creare altri presupposti per fare gol. Ecco mister, sicuramente siamo all'inizio del torneo, Carbonia che è partito certamente per disputare una gran bella stagione, la forma migliore arriverà sicuramente fra qualche giornata. Sì, ma un po' tutte le squadre, più fai partite, più fai minutaggio, la condizione cresce. Adesso domenica abbiamo l'Ossese, che è una squadra neopromossa ma è formata da giocatori che hanno già fatto l'eccellenza, che è strutturata fisicamente, quindi domenica sarà un altro bel test, secondo me anche ancora più difficile della parità col Ghilarza. Ecco, nella prima giornata avete affrontato la Nuorese, si dice insomma un gran bene di questa squadra e comunque insomma il Carbonia l'ha spuntata. All'inizio di questo torneo cosa pensi insomma perché possa accadere poi alla fine della stagione? Penso sia impossibile, anche i primi risultati, c'è la Ferrini adesso che prima, c'è la San Marco che sembrava, da quello che abbiamo visto noi, forse anche per la nostra forza, una squadra in difficoltà, invece ha 4 punti come noi la San Marco, quindi il Castiadas che è iniziato in ritardo e secondo me sarà una di quelle squadre che lotterà sino alla fine per la vittoria, ha 4 punti come noi. Quindi è un campionato equilibrato in questo momento, i giornali, gli addetti ai lavori parlano di Nuorese, noi, Atletico Uri, Castiadas, però secondo me ci può essere anche l'Ossese e secondo me, ma non solo secondo me, sarà difficile tutte le partite vincerle, non ci saranno parità facili perché il campionato lo vedo equilibrato. Ecco, all'inizio nella prima giornata di campionato un gran bel pubblico qui allo stadio Zoboli di Carbonia, speriamo che in questa stagione insomma vi seguano. Sì, speriamo, ottima cornice di pubblico, sempre col supporto dei Briganti. Mercoledì abbiamo fatto amichevole con la Primavera del Cagliari, dove poi diciamo il biglietto era destinato a un'associazione che fanno solo del bene e c'era tanta gente anche mercoledì, è stato un bel contesto di pubblico, una bella amichevole con la Primavera del Cagliari, dove c'erano anche presenti Conti, Agostini, ex giocatori del Cagliari, quindi una bella giornata. Insomma, in bocca al lupo per la prossima partita, così come ti avevo detto alla vigilia del campionato contro la Nuorese, magari ti porterà bene. Speriamo, se ci porta bene devi venire ogni settimana. Quindi c'è l'appuntamento fissato allora di venerdì prima della partita. Certamente, volentieri. Grazie Andrea Marongio. Grazie a voi. Grazie a te.